Una ex cava d'argilla dove negli anni 70 erano stati interrati oltre 7.000 fusti di rifiuti nocivi e tossici. A 30 anni di distanza la bomba ecologica della discarica di Via Teramo a Olmo di Mira si può dire disinnescata. La bonifica, purtroppo a carico delle finanze pubbliche, è stata completata ad un costo complessivo di 6 milioni di euro. Ora però questo spazio torna al territorio rigenerato. La discarica di Laterizzi veniva usata per stoccare fusti provenienti principalmente da Porto Marghera, all'interno sostanze come arsenico e cobalto. Abbiamo portato via 7.000 tonnellate di rifiuti, la maggior parte rifiuti pericolosi. Purtroppo c'era questa consuetudine, ahimè, drammatica. Una volta si facevano le cave, si portava via l'argilla, in qualche caso poi la ghiaia, e poi si ritappavano questi buchi con rifiuti. Questo succedeva negli anni 60 e 70 e noi oggi abbiamo finalmente ridato alla comunità un ambiente sano. Il costo complessivo supera i 6 milioni di euro. Una parte di questi sono stati finanziati dalla legge speciale per Venezia che, non mi stancherò mai di dirlo, non viene rifinanziata dal 2011 ed è drammatico che una legge fatta con un atto di civiltà non abbia un budget economico e finanziario. Tra i tanti interventi avviati dal 2017, anno della nomina di commissario straordinario per le bonifiche, questo proprio di Mira è quello senza dubbio tra i più significativi. Lo scorso dicembre, infatti, la Commissione europea ha ufficialmente riconosciuto la piena regolarizzazione del sito, decretandone quindi anche l'espunzione dalla procedura di infrazione. E questo è un traguardo quindi che premia un lavoro complesso, un lavoro svolto con grande professionalità, serietà e anche visione. Dal 92, quando sono emersi i primi fusti, la vicenda ha seguito un percorso a dir poco intricato. Da primo oggetto di una commissione d'inchiesta, dal 99 ha visto il primo intervento regionale con un finanziamento di più di 1 milione di euro con risorse della legge speciale per Venezia. Nel frattempo l'Unione Europea di Giustizia ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che dal 2014 ha portato ad una condanna con sanzioni fino a 42 milioni di euro a semestre proprio a causa di 200 discariche abusive non bonificate nell'intero paese, tra cui quella di Via Teramo. Poi la nomina di un commissario nazionale che ha delegato Veneto Acque per la discarica di Mira e i lavori che si sono protratti per gli ultimi 3 anni ed hanno portato infine al risultato odierno con soddisfazione generale, ma la necessità di ottenere è stato quindi ribadito nuove risorse per un territorio come quello di Venezia e Marghera che ha bisogno di molti interventi di bonifica. Infatti abbiamo destinato 31 milioni di euro alla Regione Veneto per la bonifica di 10 siti orfani e abbiamo stanziato altri 28 milioni per la nuova programmazione sugli FSC per quanto riguarda il risanamento anche del SIN di Porto Marghera. E guardando avanti posso già anticipare che il prossimo anno avremo un altro importante motivo per cui festeggiare, che è la conclusione delle bonifiche delle ultime 2 discariche di Chioggia e di Marghera, grazie ancora una volta all'impegno della struttura commissariale guidata dal generale Vadalà.